Prima avrebbe ricevuto i clienti nella stanza di un albergo di Agrigento, poi il trasferimento a Raffadali con tanto di studio e quanto hanno ricostruito i carabinieri nella vicenda del fisiatra scoperto e denunciato perché, secondo l'attività investigativa, non in possesso dei titoli necessari per esercitare la professione. Protagonista un marocchino di 48 anni di cui si parlava bene e di cui i pazienti ignari si fidavano. Da uno di loro avrebbe incassato 3.500 euro, 1.800 euro da un altro e 720 da un terzo. Persone bisognose di cure che si sarebbero rivolte a lui per scongiurare interventi chirurgici e per recuperare da interventi post-operatori. Capace con elettrostimolazioni e manipolazioni di compiere veri e propri miracoli, era quello che si diceva in giro. In realtà quel 48enne marocchino, denunciato ora alla Procura della Repubblica di Agrigento, non era, secondo l'accusa, un medico, ma si sarebbe comportato come tale, facendo, secondo quanto riferito sempre dagli inquirenti, prescrizioni, visite e rilasciando fatture con un codice fiscale falso. Al suo fianco, sin dall'inizio, ci sarebbe stata per procacciare clienti una agrigentina di mezza età. La donna, per promuovere l'attività del marocchino, avrebbe utilizzato WhatsApp elencando tutte le malattie e i problemi che quel medico, fasullo secondo le investigazioni dei carabinieri, era capace di curare. Il fascicolo d'inchiesta è stato coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella. Nella trappola sarebbero finiti diversi pazienti.